Buongiorno a tutti. Oggi vediamo un sistema costruttivo a base legno, un sistema costruttivo che copre applicazioni nella bioedilizia, in particolare per le soluzioni a telaio a 360 gradi. Partiamo da questo materiale particolare, LVL, microlamellare a base conifera, pino o abete, che ha delle caratteristiche molto particolari, un processo produttivo particolare rispetto al classico legno strutturale, che gli garantiscono caratteristiche prestazionali più alte rispetto ai legni a cui siamo abituati. LVL, Laminated Veneer Lamba in inglese, appunto legno microlamellare. Cosa caratterizza questo legno? Sono tutte lamelle da 3 mm di spessore che vengono incollate e pressate una sopra l'altra. Questo ci garantisce di andare a limitare e praticamente annullare tutti i punti di debolezza intrinseci in qualsiasi legno. Il processo produttivo leggermente diverso inizia con questi tronchi che vengono lasciati a bagno in acqua calda per un paio di giorni in modo da renderli molto più teneri e più facili da lavorare. Vengono poi presi e sfogliati. Il tronco gira su se stesso e lentamente questa lama si avvicina sempre di più al centro del tronco. Il vantaggio immediato è che circa il 70% del tronco viene quindi utilizzato per questo utilizzo strutturale. Lo sfrido è praticamente nullo, il centro viene utilizzato per pellet e pallet ad uso interno. Questi sfogliati vengono poi scannerizzati e scansionati. Questa selezione non viene fatta ad occhio, come per la maggior parte del legno strutturale, ma vengono scannerizzati e vengono provati la densità, la resistenza a flessione e il modulo elastico di ogni partita di legno microlamellare. Vengono inoltre leggermente essiccati in modo da garantire che il materiale a fine del processo produttivo abbia questa umidità di applicazione del 9%. Questo ci garantisce di avere travi, pannelli perfettamente lineari che sono molto meno sensibili ai classici movimenti di ritiro e dilatazione del legno strutturale. Questi sfogliati vengono poi pressati e incollati uno sopra l'altro. Sfogliati che vengono incollati sfalsati di 14 cm circa l'uno dall'altro. Un altro vantaggio è che ci garantisce di non avere la classica connessione tipica del legno lamellare, non c'è questa connessione a pettine, di base non esiste un vero punto di connessione e non esiste un vero punto di debolezza. Come detto, vengono compressi, quindi la densità di questo materiale microlamellare di conifera è leggermente più alta, ma non così alta da creare problematiche durante la lavorazione. Quindi tutta la strumentazione, tutti i centri taglio tarati sul classico legno di conifera vanno benissimo anche per il microlamellare. Non ci sono particolari accortezze, non c'è bisogno di preforo. Quello che otteniamo quindi è questo pannello con sfogliati selezionati, essiccati, con un incollaggio resistente all'acqua e è molto versatile. Da qui poi avviene tutta quella che è la produzione eventuale di travi. Quindi un prodotto a base legno con caratteristiche più elevate, perfettamente lineare, umidità di applicazione del prodotto 9%, ci garantisce che a parità di carico, a parità di luci, possiamo sempre proporre sezioni molto più snelle, andando quindi a inserire meno materiale all'interno della struttura. Durante questo processo produttivo c'è la possibilità di differenziare due diversi tipi di prodotti. LVL R come regolare, se tutti gli sfogliati vengono incollati nella stessa direzione, o LVL X come cross. Un 20% di questi sfogliati è incollato in maniera trasversale. Sono due prodotti diversi con caratteristiche diverse. L'LVL R ha una resistenza a flessione che è 44 rispetto ai classici 24, quindi il doppio rispetto al lamellare, e una resistenza a compressione che è praticamente il 50% più elevata. Classica applicazione sono travi di solaio o montanti, diciamo uso monodimensionale come trave. L'LVL X invece, grazie a questo 20% di sfogliati trasversali, lo rende molto più stabile,
a movimenti detti di ritiro e dilatazione. Quindi la sua applicazione classica è proprio bidimensionale, come solaio. In più, in base alla direzione di applicazione, nell'LVL X, questo incrociato, andiamo a raggiungere una resistenza a compressione che è quasi 4 volte quella del lamellare. Partendo da questo legno ingegnerizzato e facendo un ulteriore passo avanti, sia dal punto di vista, diciamo, della geometria, ma anche della miglioria del materiale, sono stati creati queste travi AI, lo Steico Joist. È la classica putrella in acciaio trasformata in legno. Siamo andati a inserire in prossimità dei due correnti il microlamellare, il legno supraprestante, e al centro andiamo a inserire un NFB, un Natur Fiberboard da 900 kg. Il vantaggio immediato è che si utilizza la metà del legno, che il ponte termico praticamente viene ridotto a 0, se non a quei 9 mm, e andiamo a proporre questa trave già con 2 striscioline in fibra di legno applicate all'interno dell'anima, in modo da avere anche in cantiere la classica sezione rettangolare. Il vantaggio immediato, se pensiamo a classica trave di solaio sottoposta a carico puntiforme, va a scaricare a compressione e a trazione dove c'è il microlamellare. Il legno, abbiamo visto, supraprestante. Al centro lo sforzo è nullo. Ci garantisce quindi la possibilità di andare a forare l'anima della trave per andare a applicare tutta la parte di impiantistica, che risulta molto comodo per evitare di andare a fare dei sottosolai o dei controsolai. Le travi sono leggerissime, portano praticamente lo stesso carico di una trave piena a base legno, e l'altro vantaggio immediato è che quello che costa come prodotto sono i due correnti in microlamellare. L'anima costa veramente poco, quindi si arriva a un certo punto, una certa altezza della trave, dove questo joist ha tutti i vantaggi e diventa anche più economico. Questi due prodotti, microlamellare e travi AI, all'interno di una casa a telaio possono apportare migliorie non indifferenti in copertura, nel solaio, il cordolo di base, l'architrave e il cordolo perimetrale. Cosa intendo? Che tutti i montanti di una parete a telaio possono essere sostituiti con la trave AI, che abbiamo visto è perfettamente lineare, ponte termico 0, si manovra con una persona da sola, si taglia esattamente come il lamellare, e i due correnti, che spesso sono abbastanza problematici, soprattutto il corrente inferiore, spesso bisogna andare a sovradimensionare il montante, proprio perché il carico si trasferirebbe in maniera troppo concentrata alla trave sottostante, andando a formare questo schiacciamento, diciamo, della radice. Se questa corrente inferiore andiamo a farlo in microlamellare, abbiamo visto che ha una resistenza a compressione che è dal 50% fino a quasi 4 volte più elevata, in base alla direzione di posa e in base a che si inserisca l'LVLR o quello X. Quindi andiamo a inserire veramente molto meno legno all'interno della struttura. Molto interessante in tutto quello che è la parte di pareti interne strutturali. È tutto spazio abitativo che si va, diciamo, a ampliare all'interno dell'abitazione. L'architrave spesso è molto problematica. Finestre, porte finestre sempre più grandi, c'è bisogno anche del cassonetto per inserire il rafter, inserire l'avvolgibile, e spesso bisogna andare quindi a sopperire a questi carichi importanti con una trave in acciaio, che c'entra poco con l'edilizia in legno e che oltretutto fa anche ponte termico. Quindi se noi questa trave andiamo a farla con il microlamellare, rimaniamo legno su legno e andiamo a limare anche questo ponte termico. Un'altra problematica che si può e che succede all'interno o all'esterno delle soluzioni a telaio è proprio lo schiacciamento del solaio. Questo avviene perché tendenzialmente questa trave che divide i due piani viene fatta con il legno lamellare. Abbiamo visto ha un'umidità dichiarata del 15 più o meno 3%, ogni tanto succede che magari sia anche leggermente superiore, non ha strati trasversali e ha una resistenza a compressione relativamente bassa, 2,5. Se noi questo dettaglio andiamo a farlo con il microlamellare X, quello con il 20% di sfogliati incrociati, abbiamo visto ha un'umidità del 9%.
ha questi 20% di sfogliati trasversali che lo rendono molto più stabile e ha una resistenza a compressione di 9 rispetto a 2,5, quindi quasi il quadruplo. Non solo, essendo così prestante, essendo così resistente, ci dà la possibilità anche qui di andare a inserire un pannellino isolante tra un piano e l'altro, andando anche qui a limare quindi il ponte termico. Classica trave di solaio, luci importanti, carichi importanti, si possono andare a sostituire tutte le classiche travi con il microlamellare. Altra applicazione sicuramente molto interessante è sopraelevazioni o in copertura, andando a fare una soluzione a telaio con queste travi AI, che abbiamo visto sono leggerissime, pesano la metà, si va a gravare sempre meno su quello che è l'esistente, che in sopraelevazioni diventa determinante. Quindi, per fare un breve riassunto, sono travi che veramente pesano la metà, vanno ad abbattere i ponti termici, serve la metà del legno, quindi la metà della materia prima, sono facili e leggere da manovrare, c'è un risparmio di tempo e hanno questa altissima stabilità dimensionale. Questa trave AI joist nasce come materiale prettamente strutturale, che sia per montanti di pareti a telaio, che sia per solai, che sia per coperture. In realtà in Italia sta avendo un utilizzo pressoché inaspettato, ma di notevole successo, come cappotto, quello che abbiamo chiamato il sistema guscio. Quello che andiamo a fare è una controparete esterna. Spesso quando si va a intervenire per fare un cappotto su una parete, magari di un edificio abbastanza datato, la parte di preparazione è quella un po' più determinante, se vogliamo rognosa. Bisogna andare a eliminare la parte di intonaco, se esistente, e bisogna andare a tirare a bolla tutte le pareti prima di andare ad applicare quello che è il classico pannello da cappotto. Non facciamo nulla di tutto questo, andiamo a intervenire direttamente sulla facciata come è, con un angolare classico, andiamo a inserire una vite nella parete, nel muro e una vite nel microlamellare e andiamo a mettere tutto a bolla direttamente con questa trave. Se c'è, come spesso, un fuoribolla di 1, 2, fino a 6 cm, abbiamo visto nell'ultimo cantiere, si può andare a prendere del materiale flessibile isolante come fibra di legno, il flex molto leggero, molto prestante, ottimo valore lambda e si adatta alla perfezione tra quello che è il corrente della trave e la parete, in modo da essere sicuri di andare a riempire questo spazio creato per mettere la parete diritta. La possibilità, come visto, di andare a avere o ricevere queste travi con la doppia striscia di fibra di legno preapplicata è un vantaggio non indifferente, perché una volta fatto questo scheletro esterno si può andare ad applicare, come visto, un pannello flessibile in fibra di legno leggero che ha una capacità di adesione molto alta, quindi ci dà la sicurezza che una volta inserito tra una trave e l'altro rimanga lì ben saldo e poi sempre tutto a secco, sempre tutto in maniera meccanica, andiamo a fissare un pannello porta intonaco con alta densità, si parla di circa 140 fino ai 180 kg, superficie e impasto che è idrofobizzato e incastro maschio-femmina. Una volta fissato questo pannello, siamo sicuri che anche improvvisi acquazzoni non vadano a creare problemi al nostro cappotto, proprio perché questa superficie idrofobizzata ci dà la garanzia che eventuale acqua venga fatta rifluire. Si può in realtà intervenire anche dall'esterno, si può andare prima a fissare semplicemente con delle graffie questi pannelli alla struttura portante e poi si può andare a riempire con dell'insufflaggio, fibra di legno, cellulosa, timberflock e poi la finitura esterna va a discapito del privato del progettista, si può fare una parete ventilata oppure c'è tutto il ciclo di rasatura con certificato ETA Staico. Ovviamente i primi 30 cm sono sempre con un materiale non sensibile all'umidità e l'altro vantaggio è che tutta la parte eventualmente di impiantistica si va ad applicare direttamente dall'esterno. Come detto, tutto a secco, tutto meccanico, non c'è bisogno di una particolare esperienza in cantiere perché dopo aver visto la posa della prima trave, poi il lavoro è facilissimo e velocissimo. Uno dei vantaggi è che sicuramente
si va a creare un pacchetto importante, si parla di circa 24 centimetri di cappotto in fibra di legno, dove a parte gli ultimi 4 centimetri del pannello ad alta densità, è isolato completamente col materiale più economico e più leggero, lo Styrcoflex. Questo ci dà la garanzia di avere un pacchetto molto importante a dei prezzi contenuti. Si parla di circa, per il costo del materiale, di un 65 euro al metro quadro.